Per il Tigipotan è ad Arf per un grande convegno sull'alimentazione e chi è quella meravigliosa cesulina che è del convento, dell'ex convento ad Arf, delle suore di una volta, e in Galhinde che farà parlare il dialetto anche a lui. Qual era l'impressione che il Gaid di quel convegno che in tutte le relazioni che è stata stamattina? Allora l'impressione è veramente alta perché chi ha parlato conosce la materia, gli argomenti estremamente molto interessanti veramente, perché ha passato un po' quel che è stata la storia dell'alimentazione della Val Camonica. Al professor Conti l'ha parlato della storia veramente, a partire dall'epoca romana ai nord, e che veramente l'alimentazione a livello dell'Val Camonica ha delle grandi influenze, anche per quel che riguarda il carattere proprio dei cittadini dell'Val Camonica. Tanto è vero che tante malattie le derivano anche proprio dal tipo dell'alimentazione. Andai dopo un po' di argomenti di tipo legislativo, per quel che riguarda la frode che è all'interno proprio dei prodotti dell'alimentazione. E una raccomandazione per esempio che è stata quella di tagliare la filiera, fare la filiera curta, cioè nel senso di andare a comprare e di mangiare dei nostri prodotti, per cui l'importanza, perché effettivamente che tante frodi all'interno dell'alimentazione che per me fa i contadini, per cui te mangi la urda dei contadini te è quasi sicuro che te mangi. Dopo ti parlate proprio della cucina dell'Val Camonica, dei prodotti, per cui ecco fagli un po' di fame, voglio proprio di mangiare roba nostra, per cui è stato veramente un piacere. È stato bello perché gira anche gli studenti dell'istituto alberghiero che con me ha potuto capire un pochettino l'importanza della cucina dell'Val Camonica, l'importanza proprio di far conoscere il nostro tipo di alimentazione e di poter anche da offrire ai vari turisti che andranno in Val Camonica. Credo che questo è uno stimolo, un punto importante veramente proprio per fare più tanta gente in Val Camonica. Ha bisogno di lavorare. Ha bisogno di lavorare e con me è il lavoro che i punti che con me hanno fatto proprio un po' di breccia esatto, per cui veramente di riego. Allora stamattina mi sentito delle relazioni veramente corpose e fate gran bene, anche perché il professor Conti ha parlato di tutta la storia dell'alimentazione dell'Val Camonica dal periodo romano ai giorni nostri. Però ecco, forse che voleva più tanto tempo per dire più tante robe, ma però mi ha centrato il discorso e ho visto che tutti i bocci della scuola alberghiera erano lì con tutte le orecchie tirate, stare attenti ad ascoltare. Ed è un lavoro positivo per l'Al, perché fuori le dei primi convegni che fa per la cucina dell'Val Camonica. E mi fa piacere perché a me è stato un artefice a me con la mia relazione con la cucina, perché ho fatto libero di cucina della cucina comune e ho parlato dei nostri piatti, dei piatti power, che gira poco negozio, però è contentato che gira, la mia cerca il freddo del letto e mangiare che gira, anzi, gira la cultura del risparmio e in Val Camonica gente molto umile, la sempre tribulata, la sempre sgobata, la sempre curvata la schiena, fa tante fatiche e praticamente stamattina non gli fa proprio che il problema che tanto è vero che parlava a mia tata, ma lavorava tanto, insomma, e questo mi ha imboccato le maniche e cercato di fare a mo' che fa subito dopo la guerra per mettere in Italia
che l'ha ruinata, insomma. E dal Tigipoto, da quella cesulina che del convento d'Arf, e alla prossima volta. Ciao a tutti.